prima telefonata. Pronto? Pronto, ciao Ambra? Ciao, come ti chiami? Manuel. Manuel? Sì. Che bel nome! Ma ti piaccio con questo vestito? Sì, sei molto sexy. Oh, sono sexy? E tu sei sposato? No, veramente ho 20 anni. Hai 20 anni e come pensi di educare i tuoi figli? Per ora non ci penso. Come? Bisogna pensarci, non credi? No. È troppo presto. È troppo presto? Ma sei felice tu? Sì, Sì? E quanto? tanto. Tanto? Ma veramente tanto? Ma senti, Sì. tu preferisci più la Cuccarini o la Parietti? La Cuccarini? La Cuccarini? Sì. Ma sono d'accordo. Senti, vuoi giocare? Se si potrebbe pure. Si potrebbe? Però io i cassetti non li apro. Vabbè, li fai aprire a Romina. Faccio aprire a Romina. No, non credi sia meglio? Non pensi sia meglio? Aprili tu? Mi fa, non so, mi dà fastidio aprire i cassetti. Quindi li aprirà Romina per te. Io dirò soltanto apri e chiudi. Va bene? Va bene. Dai, dimmi il numero che vuoi. Che Il vuoi? 66. 76, Romina, 66. 66? Sì. Scusate, non avevo capito. È questo. Romina, apri. Chiudi. Il titolo di questa canzone? 1000 giorni di te e di me. Ma bravissimo! Bravo! La facciamo risentire, apri. No. Ti piace? Senti? Secondo te i soldi fanno la felicità? No. No? Però l'aiutano la felicità. Senti, ma ti piaccio più così? Cioè, ti piaccio più così oppure tutta così sciolta? Sciolta. Sciolta? Sì. Quindi mi dicevi che i soldi, scusa, non ho seguito? No, non danno la felicità. Non però danno- aiutano. Allora aspetta che me lo segno. Dai, vuoi scegliere un altro cassetto? Senti, Sì. scusa, ma sei sposato? No, l'ho detto prima. Ah, scusa, mi ero distratta un po', non avevo capito. Scegli. E il numero... Dai, apriti a me, 50. apriti a me, no? Il numero 50. Apriti a me, apriti, parlami, dimmi quello che vuoi. Apriti, Sei confidati. bellissima con la parrucca. Ma come ti permetti? Questi sono i miei capelli, guarda. Hai un bravissimo parrucchiere. Come? Ho un bravissimo parrucchiere? Sì. Ma tu... Ma non ti piaccio? Sì, sei bellissima. Ecco appunto, dai, scegli questo Il cassetto. 50. 50, Romina. Questo? Sì. Allora, apri, Ogni tanto mi inceppo. chiudi. Di chi è questa voce? Me la puoi far risentire per cortesia? Ma non so, va bene. Apri. Ogni tanto mi inceppo. Ma chi ti ha detto di chiudere? La vuoi risentire? Sì. Scusami, ma Romina oggi è un po' distratta. Forse la distraggo io. Apri. Grazie. Apri. Ogni tanto mi inceppo. Chiudi. Ecco appunto. Dai, di chi è questa voce?
Guarda, non lo so. Come non lo sai? Un aiuto non lo puoi dare? No, non posso darti nessun aiuto. Come chiude male questi cassetti, Romina? Guarda, non ti so proprio dire di chi è. Va bene, allora mi dispiace. Ciao. Ciao. Sei spuntato? No. Ah. Delle volte ho dei vuoti di memoria incredibili. Sai, è l'età. Certo. Pronto? Ciao, Ciao, chi sei? sono Francesco. Francesco? Sì? Francesco, apriti a me, parlami. Cosa ti devo dire? Dimmi tutto quello che vuoi. Sei meglio quando fai Ambra. Allora, non hai da dirmi niente. Sì, sei bellissima. Ma sempre le solite cose. Dai, apri questo cassetto. Allora, 7. Il numero 7? Questo, Romina. Allora, indovina il nome di questo personaggio. Ma che vuoi? Ma chi ti conosce? Ma che ci... Vedi? Ornella Chi è? Muti. Bravo, hai indovinato. E adesso ti rimando a stasera, ci risentiamo.